nel mausoleo? Annibale, ascolta, lavoro, fammi piacere. Se per caso la telefono alla mia suocera, dica, perché Cavaliere pure anche delle telefonate, perché digati che il post per 3 persone anche assolutamente, va bene? Siete corde? Siete corde. Adesso però dai, Cesco, ti accompagni perché fa condizione. Scusi, sono disturbato. Ma scusa, però prima di andare se non mai più in mente. Lo stress di chi de che? A chi? A te. No, alla mia formula. A gaffa in legno, ma a te stomaco che non ti dica. Per caso sulla Maddalena, la mia lei per caso lei una punta la qualcosa da mettere sulla Ostel, ma despiace. Ma de che la volta che non sei un fila, la mia amica che farà con la sua scolata sottoita, allora lo puoi dare via al varco. La del resto un chiudo il cuore, ma purtroppo è probabilmente mia. Vabbè, ma se te ne lascio male te passa, perché ti dica. Va bene. Allora me, Aspetta un momento. Mi dica un po' sul certo. Ma che per caso a casa ho il gallo? Sì, perché? Allora, guarda, c'ha il capo che è messo la panza alla sua bocca e vedrà che bel tu dica il gatè. Da te, che ne ha pensate? Va bene, dai. Va bene. Le salute. Arrivederci. Saluti in gamba, te. Salute anche me, Francesco. Anche fare gli auguri alla sua fonna e anche alla sua suocera. Anche a lei dei auguri, perché ne ha bisogno, perché le siamo a Francesco Lulè, è proprio una bella sagoma. Ma effettivamente con la suocera Alba propriamente a mia de corde e allora il mio Annibale proprio ieri hai dato proprio un sistema su di sede definitiva. Bisogna dire a teta però che anche lui Cesco ha le mie professioni, è un gran lavoro a durne, per carità, ma di se che de sera dopo Laura al campo de fatica a ritrovare la strada dei ca e se ferma un po' in Tocibara viene giù tace di chicales con tutte le conseguenze del caso. La Cesira, sua moglie, è una gran brava donna, no? Per carità, no. Però di se un po' insomma, freddina, insomma, se non so faccia capire. E allora Francesco, fra la moglie freddina e la suocera rientrano a tavola intera a casa. E invece sapete cosa vuol dire rientrare a casa una sera e trovare una donna che vi dà un taglio Ma vuol dire che si taci della campagnata, per dire... Sarà sulla Maddalena che insomma è proprio una bella sagra. E questo per noi sera è importante perché per un solo laudare i suoi clienti, i fiducia, se casa si distendono. Questo lei come può distendere i miei clienti a nessuno sacco risultati. Dite qualcosa magari di aperitivo? Dai, Annibale, no? Cosa vede aperitivo? No, veramente. Però non sa cosa viene adesso intera. Mentire? Tassa fresmina, cosa viene da sola? Rispondere bravo. No, cosa preferisci? Assomiglia, via cos'è? E di aperitivo vi è sempre la grappa con tutti di grappa. Ota, chi birmia da aperitivo il Campari con la grappa,
Guarda che è talmente bella, buona e forte che la fa resuscitare i morti. Grande campagna anche per lei, una Nora. No, per carità. A me a domani, per faline grappa. Su sentita mia tappetta. Madonna, ma la modestia? Ma preferisce una camamella e una tisanina? No, una grappa la va bene. E dalla signora Maddalena, dammi forma in crema, la sassemia che... Alpronatamente l'antenna. Prego. Pronto? Sì, la no, ha sbagliato il numero. No, sarà un cimitero che... ha sbagliato il numero. O di che è via, che è il numero lì, e poi dopo non te che ha il numero del telefono. Salute. Oh, sbaglia sempre. Allora, com'era la grappa? Una, veramente una, se sente le nostrane. La botanica. O te fa che la buona, questa che a Glea regalata o il Domenico alla Mefonna, quando resti su, la sono una di maschera, di canne alte. Ma sincero, fide ma? Stemma lui le stanno, cugino, tutto per il zest, è sempre carne alta. Giusta, certo. Ma certo, siete vicini, ma siete sempre decontentai. Vicini? Ma la siete del Domenico, alla gatta in totale. Ma lui lo so, io non ma adesso la stiminta della età perché sarà quasi a buon punto la cultura del sperare. Certo. E anche te, dai, amica. E ve la dammi la macchina ma avete fuori con lei. Va bene. Vete in compagnia a me, cosa non La Maddalena è anche simpatico, la fa che poi con calma, ma stare comande, la sta che viene disturbato. Ma no. No, conosci una Nora, ma quale disturbo, ma preparato proprio sera la luna, dove salame di panzetta nostrana e antipasta. Anche la testina. Anche la testina e che si può, con la polenta con scolati, si vuole e i patate arrosto. Breo? E la tia si da breo? Ti sento mi potete dietro breo? Papà, ho detto preparato. La polenta con scolati, si vuole e i patate arrosto. Arrosto, mia preost, no? Perché mi preosto. Ma scusi, lei non te la desambarerà. Ma a sei sicura che tuo padre che fa che via del casotto ieri? Una smerenda enorme che la so. Perché che dica tu, Allora sono felice. Cos'era? Che la poca simpatia che il cago preosto. Sì, patate con la rosa. Tante roba con i sigoli. Abbia sentito cosa la vita mette da. Sarà mia per caso subito. O dici, cosa è che la poca simpatia che il cago preosto? Tutta del particolare. Me aiuta il prince alla porta di rispetto, ma al preos no. Perché quando a fare un contadino è preosto a passare la lava in stalla, me girare il co e galeare il capello al toro e mia al preosto. Ma perché?
poi se in dei confronti del preost a me la differenza, cosa che fai che poi? No, a venire a San Pellegrino, a vedere la massa, a vedere Carinas di chi vanno lì. Udit che in dei confronti del preost me la differenza, cosa che fai che poi? Legare capella al tono, perché lui con i sovali hanno fatto pianire la strada delle dette. Arriva con i soldi sul colpe, hanno fatto pianire la casa stessa. Cosa che non dico, le altre volte. Queste anche le piante sue avevamo in perfetta forma. Vabbè, forma? Alle tutte saghe sedere che le morta. Udini, queste anche le piante sue avevamo in perfetta forma. Ma se potete essere famiglia, la menona a 90 anni, alla veniva morvi senza messaggio giai. Ah, certo che ha 90 anni e mi colpì senza nessuno giai, anche dica un bel fisico, stabile e con i macche trema mia. Ma che fisico stabile? Allora che lei alla via sono direttamente col butiglio. Comunque insomma, a me lo mette bene. Bevo mica tanto. Femminia, dopo, la mia povera fomla, la mia alta so, e la mia figlia. Ma certo, certo signor Felice, i nostri poveri defunti vegliano sempre su di noi. Ma pensi nera, pensi che tanti orti di notte, siccome che o della suta a guardi la prostata, a de notte me le ha scelto, a fare pipì, 2, 3 o 4 orti. E siccome che me, come vi dice, so anche un po', l'arte su e mi pissa, cioè mi accende la luce, mi accende la luce del gabinetto così io non cado. È succeduto anche questa notte, Felice, ma la soffonda da che ti liga proprio da me? Se ancora adesso dalla sua veglia lo protegge e di notte le accende la luce del bagno per non farla cadere. Immagino, ma quante musciuche la cacchetta! Si proprio una famiglia di brava gente! Ah, ma te! Me la tieni durata, la so solo così! Comunque, adesso mi salute perché ho gente da fare. Stai fermo un momento, va bene? Testamento? Tu sappi dire che sono due per fare testamento. E poi dopo tu anche che galassi tutte in mine luci. Ma guarda che testamento, non ca. Ma tu domani dici che stai mai fermo un momento? Bene, capì, ma dai, sono un po' preoccupato. Perché sei parla con quella casa, la casa là, ti manda spisa, ecco. E a momenti riammesso con permesso. Non è finita anche la storia che qui sta tira un po' fuori bene. Vabbè, anche la mia fila svizzera, beh. De drie stai parecchio con la macchina. De là, cassa del... Ecco, caro fulminato, no? Ecco, caro frigo, Sì, perché lei sa, invece una Nora. Nora non avrebbe mandato in Svizzera una casa di mortadelle di Bologna. Ma là,
Shura Maddalena che se la gadi problemi. Con le padre, lei era mis del direttore della Velox Trasporti e se la perdava una mano, anche perché se il capes, no? Che la merce in viaggio se la mia mi ha presa, la sa deteriora, la va male. Alma, o dici che la va in Svizzera, la Anna Cattonticino, mia Alma. Che la merce in viaggio se la mia presa, la sa deteriora, la va mal. Che detto non siamo un po' per da magari il mio papà anche dice cosa di offensivo, ma lui lei la sa come lei. Lei è un po' su, hai capito mia che dici? Ma no, Shura Maddalena, anzi, Alma faccia anche commuovere da prima con la storia della sua povera fonna che dalla Slovenia lo protegge. Quale storia? Ma se, o suo padre Alma contasse che la sa morire, detta che la via delle sue, quando lui si sveglia di notte e gli stappa la pipi per andare in bagno, lei gli accende la luce per non farlo cadere. Ma com'è la luce? Signor, la tornata farà un delfino. Chi si immagina di lavoro che invece magari hanno solo sognato. Sì, certo, sognate. Allora, anche pronte a mangiare, col brasato, alla in tavola e coccia puttino. La polenta, una bottella forte, i galetti, un bel bottiglio di rei, un bel bronzo. E buon appetito! Ah sì, grazie per tanto. Mi chiamato sulla Maddalena, ma faccia è proprio fame. Ma mi dica fosse una rivaletta, era tutta roba nostrana. È mia che cassiera di mezzo la mucca passa, Ma rispondere o no? Ma tu non la mocco i quisca sto tiro. Dai, sì, ma rispondere per sé. Ma certo che la domanda strana. Se preoccupa mia che la mucca pazza, a che è mia, al pensi che la carne del stevare, a me la daccia con mio cognato, con il fratello dell'annibale, che aveva voluto al massimo l'acqua, ad avrà un po' di esaurimento. Per colpa del mio cognato e delle mie cattive nervi, ma sinceramente è proprio un po' pesanti. Adesso dai. Intenderà, no? Perché se no sta gestione. E lì va fuori strada. Come pensi sia andata la cena? Benone, i nostri genitori hanno fatto subito amicizia. Mio padre ha chiesto al tuo se si potevano dare del tu e lui ha accettato. Credimi Dolore, se a mio padre non gli fossero piaciuti, mai avrebbe fatto loro questa domanda. E invece, dopo pochi minuti, sembrava si conoscessero da sempre. È vero, neanche mio padre è così. La cosa che mi meraviglia è che abbia accettato dopo un solo bottiglione di vino, perché di solito alcrola molto più tardi. C'è un feeling fra di loro. E poi hai visto anche quanti interessi hanno in comune. È vero. E ho notato che a tuo padre interessano molto i mobili di casa. È forse un appassionato di antichità, perché sai, i nostri non sono dei mobili molto vecchi. Magari mi ha capito il perché la mamma la segreta fa i restaurà da un artigiano del paese che dicono essere molto in gamba. Sì, e fra le cose che hanno in comune
c'è anche la pressione per il vino, visto che ora ho visto che stanno visitando la cantina di casa tua. E meno male che ci sono le mamme che controllano, altrimenti non li avremmo più rivisti fino a domani mattina. Bene Dolores, ora che siamo soli avrei una cosa molto importante da dirti. Cosa vuoi dire molto importante? Non vorrai forse dirmi che ti sei già stancato di me? O peggio ancora, che sei già fidanzato? No, non c'è assolutamente nulla di tutto questo, stai tranquilla e non preoccuparti. Io ho trovato in te la ragazza fantastica che cercavo e mai potrei farti del male. Ma ho una cosa molto importante da dirti. Non vorrei disturbare i piccioncini, ma il papà mi chiede se puoi scendere in cantina un momento e con una scatola di cartone e dare del vino al signor Gino, quello dallo zio. Porta caso te la scatola, te sarei mia ferma per caso? No cara, io sono in ritardo, mi aspetta già suor Giuliana per la bancarella di beneficenza di domenica e devo andare perché sono in ritardo, ciao. Dai Luisa, portagliela giù tu la scatola. Non pensarci neanche, sono in ritardissimo, ciao. Ma Luisa, aspetta un attimo, ma è possibile che non si possa mai far conto su di lei una volta? Dai Giulio, vado giù in cantina a portare la scatola al papà. Tu stai qui, né? Non muoverti, né? Torno subito. Sto qua io, vai tranquillo. Bene, penso non ci sia nulla di male se rispondi. Pronto? Con chi parlo? Con chi? Mi scusi, di quali corone sta parlando? Cuncinetto di fiori da mettere sulla cassa. Capisco che per lei sia importante, ma forse voleva dire cuscinetto di fiori da mettere sulla cassa. Ah no, proprio sulla cassa. Come dice per la cerimonia. Ma quale cerimonia, mi scusi? Funerale. Ma quale funerale? Qui stiamo tutti benone. Senta, lei deve avere sbagliato il numero. La saluto. Funerale, cose da pazzi. Volevano che si andasse subito a ritirare il cuscinetto e la corona per il funerale. Ma guardate il numero prima di chiamare. La volete capire che qua ci sono tutte persone vive e vegete? La saluto. Ora, così siamo a posto. Eccomi di ritorno Giulio. Scusa se ti ho fatto aspettare un po', ma sai, il papà ha voluto a tutti i costi farmi assaggiare un bicchiere del suo vino. Giulio, prima che ti dica qualcosa, volevo farti una confessione che spero non ti faccia cambiare idea sul mio